Ok, buonasera. Buonasera anche ai fratelli, alle sorelle e a chiunque si sta collegando. Vogliamo dare un saluto a tutti e riprenderemo il nostro studio di Apocalisse, il quarto incontro che facciamo, questo. E sarà uno studio molto interessante perché adesso cominciamo a entrare proprio nel vivo del libro di Apocalisse. Okay? Allora, facciamo una preghiera prima di cominciare e chiediamo al Signore di guidarci in questo studio e chiedere al Signore che Lui fissi questi insegnamenti dentro di noi. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, nella Tua presenza noi capiamo il senso di tutto, Signore, quello che c'è scritto nella Tua parola. Ti chiediamo, Signore, che il Tuo Spirito possa guidarci, il Tuo Spirito possa, Signore, insegnarci e capire, Signore, le Tue cose profonde. Lo Spirito di Dio è proprio questo che fa. Perciò, Signore, vogliamo lasciarti libero completamente di agire e di spiegarci, Signore, quello che Tu hai in mente per noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, per chi è stato qua la settimana scorsa, noi abbiamo studiato il capitolo 4 e capitolo 5 del libro di Apocalisse, no? Interessante che noi abbiamo lasciato questo scenario veramente incredibile, che era uno scenario in cui noi abbiamo visto che c'era un'adorazione globale. Vi ricordate che c'era questo trono, no? Dove c'era seduto il Signore, e attorno a questo trono 24 troni che, come abbiamo detto, rappresentano i credenti di tutte le epoche che erano ovviamente nell'eternità, glorificati, e attorno a questi anziani, a questi credenti, c'erano gli angeli di tutte le dignità adorando il Signore in un grandissimo culto di adorazione. Okay? Questo è quello che noi principalmente faremo nell'eternità, ossia un'adorazione globale e un servizio per l'eternità che faremo al Signore. Poi abbiamo visto che c'è un certo punto, in questo trono c'era uno seduto che è il Dio Padre, no? Con in mano un rotolo, che era un rotolo praticamente che racconta la storia di tutta l'umanità. Quindi nella sua destra, dice la parola di Dio, c'era questo rotolo scritto dentro e di fuori, ossia niente si poteva aggiungere, niente si poteva togliere. Perché? Perché la storia è nelle mani di Dio. E questo rotolo, abbiamo visto, era sigillato con 7 sigilli. Okay? E c'era Giovanni che stava vedendo questa visione veramente tremenda. Dice che lui piangeva forte perché nessuno poteva aprire questo documento, nessuno poteva far avanzare la storia. Perché Giovanni piangeva forte? Giovanni sapeva una cosa, che il suo popolo sarebbe stato allontanato dalla terra promessa per quasi 2000 anni. Okay? E il grande problema è che se nessuno riusciva a far avanzare la storia, il popolo non sarebbe mai tornato. Ma la parola di Dio dice che a un certo punto uno degli anziani, una persona, uno che era seduto sul trono, dice: Giovanni, non ti preoccupare perché l'agnello della tribù di Giuda ha vinto per poter aprire il rotolo della storia, può far continuare la storia dell'umanità, no? E quindi vediamo Gesù che va a prendere questo agnello che era fatto in una forma un po' strana. Chi è che si ricorda come era fatto? Aveva 7 corna e 7 occhi. Abbiamo spiegato questa simbologia, no? Voi sapete che il libro di Apocalisse è un libro simbolico, ok? Perché 7 corna e 7 occhi? È una caratteristica molto interessante. Il corno nell'antichità significava potere, quindi 7 corna, che è il numero perfetto, significa onnipotenza. 7 occhi, l'occhio era simbolo di conoscenza, 7 occhi significa onniscienza, ossia chi andava a prendere il rotolo dalle mani di Dio Padre e poteva cominciare ad aprirlo era il Signore Gesù, che era onnipotente e onnisciente, era l'unico che poteva fare questa cosa, ed è quello che lui ha cominciato a fare. Quindi stasera noi cominceremo a entrare in quella visione che il Signore ci dà di questi 7 anni. Abbiamo visto che questi 7 anni che adesso cominciano
nel capitolo 4 e finiscono nel capitolo 20, è un periodo di 7 anni, è il periodo della 70ª settimana di Daniele, Daniele capitolo 9, che è il primo studio che noi abbiamo fatto, ma è anche i 7 anni di governo dell'anticristo sulla terra, dove la Chiesa non ci sarà, perché la Chiesa sarà rapita, perché l'agnello comincerà a riversare la sua ira sulla terra e quindi la Chiesa non sarà partecipe del versamento dell'ira dell'agnello. Quindi non preoccupatevi che la Chiesa sarà nell'eternità, sarà nella gloria, sarà alla presenza di Dio e non sarà qua sulla terra a subire tutto quello che succederà in questa settimana di anni, in questi 7 anni di governo dell'anticristo. E quindi noi vediamo da oggi noi vediamo questa procedura che il Signore fa nell'eternità di cominciare ad aprire questi sigilli per poter fare dei giudizi sulla terra, ossia tutto quello che veniva deciso in Apocalisse 4 e 5 nel cielo aveva un effetto sulla terra, avrà un effetto sulla terra. Okay? Questi 3 simboli che noi vediamo, questi simboli misteriosi da Apocalisse 4 a Apocalisse 20, i sigilli, le trombe, le coppe hanno dei significati ben precisi, ok? Cominciamo con i sigilli. Allora abbiamo detto che nell'antichità un sigillo era apposto a un documento per fare una protezione di un documento, ok? Abbiamo fatto l'esempio della cultura romana. Nella cultura romana i documenti, per esempio un documento di adozione di un figlio, si faceva davanti a un giudice con 7 testimoni. Finito di scrivere il documento, cosa faceva il giudice? Chiudeva il documento e lo sigillava con 7 sigilli, ok? Quindi quel documento era protetto da questi sigilli che erano praticamente una protezione, come abbiamo detto, del documento. Ma Gesù in questo caso, nell'eternità, noi vediamo che lui comincia a spezzare questi sigilli, ok? Spezzando questi sigilli, che cosa lui sta comunicando all'umanità? Lui sta dicendo: io comincio a togliere delle protezioni che io ho sempre lasciato fino ad oggi. Per esempio, carissimi, qual è la protezione che oggi il Signore Gesù ci dà qua sulla terra? La prima cosa, attraverso la testimonianza della Chiesa, attraverso la predicazione della parola di Dio, attraverso la preghiera della comunità mondiale, globale, dei veri figli di Dio, lui sta proteggendo la terra da che cosa? Dalla manifestazione dell'anticristo. Okay? Quando un giorno il Signore Gesù romperà il primo sigillo, che cosa succederà? L'anticristo comincerà a manifestarsi, lui toglierà questa protezione e lui comincerà a governare la terra. Allora vediamo il primo sigillo che noi troviamo in Apocalisse capitolo 6, che dice così. No, qua torniamo indietro. Questo no. Ok, eccolo qua. Se tu vai in Apocalisse capitolo 6 al versetto 2, ti invito ad aprire la parola di Dio, oppure se vuoi possiamo leggerlo insieme. Eccolo qua. Dice: guardai e vidi, quando Gesù rompe questo sigillo, dice: guardai e vidi un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu dato una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. La prima cosa che succederà sulla terra quando Cristo spezzerà il primo sigillo sarà la manifestazione dell'anticristo. Molto interessante questa figura di questo uomo, no, che cavalca su un cavallo bianco con un arco in spalla, no? Attenzione, quando un re si spostava nell'eternità, generalmente lui, quando portava la pace, cavalcava un asino. Un asino, specialmente per i re erano riservati gli asini bianchi, ok? Il cavallo ha una figura completamente diversa. Quest'uomo che si manifesterà all'umanità, noi vediamo che cavalca un cavallo. Il cavallo è uno strumento di guerra, non è uno strumento di pace. Però è interessante che ha un colore
di pace, no? Quindi un cavallo da guerra con un colore che è il colore bianco della purezza e della pace. Questo uomo avrà l'aspetto di un uomo di pace, e noi vedremo il perché fra poco, no? Ma lui cavalcherà un cavallo per fare che cosa? Per combattere contro il Dio vivente. Ossia, Dio gli ha permesso di cominciare ad agire sulla terra come un guerriero dietro le quinte, sotto la sabbia, ma lui comincerà a costruire una trama di pace con tanti uomini e tanti popoli, in modo che lui possa cominciare a diventare il capo supremo di tutta l'umanità unita. Ok? Avete capito questo principio fondamentale? Dove prendiamo questo principio? Non solo dal fatto che il suo cavallo era bianco. Vi ricordate in Daniele capitolo 9, versetto 27, dice così: egli, sempre lì sotto, è lì, egli, questa è una profezia che è stata fatta circa 600 anni prima della venuta di Cristo, ok? Daniele ci parla del momento in cui quell'anticristo si sarebbe manifestato e dice: egli stabilirà un patto con molti per una settimana, ossia per 7 anni. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Poi vedremo che perché lui dice così. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, e il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Allora state attenti, dice: egli stabilirà un patto con molti. Che cosa lui farà? Lui cercherà con questo cavallo bianco, no? Ossia, con questa immagine di purezza, immagine di uomo di pace, cercherà di mettere d'accordo tutti i popoli della terra, perché lui interessa in particolare una cosa. Lui non gli interessa niente di tutti i popoli della terra. Perché lui vuole fare la pace tra i popoli della terra? Qual è il grande conflitto che oggi l'umanità vive? Qual è il più grande conflitto che è nato nell'antichità e continua ancora oggi dopo millenni? Qual è il grande conflitto? Tra Israele e i popoli arabi, ok? Ossia, a lui interessa quello lì. La principale cosa che gli interessa è: devono far pace arabi e israeliani. Perché? Vi ricordate che cosa c'è sulla spianata del Tempio di Gerusalemme, dove un tempo c'era il Tempio di Salomone o anche il Tempio del re Erode? Oggi c'è una cosa che si chiama la Moschea di Omar, che è il terzo sito sacro degli arabi. E lì dove ci dovrebbe essere il Tempio di Salomone o il Tempio nuovo, che è il terzo tempio, ci sono 3 templi. Il primo tempio è quello di Salomone, il secondo è quello di Erode, e il terzo tempio che deve essere ricostruito, abbiamo detto no l'ultima volta, anzi la prima volta che ci siamo visti, no? Che sapete che gli ebrei hanno praticamente il tempio uguale a quello di Salomone smontato, ok? Hanno blocchi di granito, vestiti dei leviti, tutte le trombe, le forchette, tutto quello che serve per ricostruire il Tempio, ce l'hanno già lì pronto. È interesse dell'anticristo che questi 2 popoli facciano pace. Perché? Perché lui un giorno vorrà sedersi nel Tempio di Dio e essere riconosciuto come Dio, perché questo è il sogno che Satana ha fino dall'eternità. Avete capito la logica di quest'uomo? Ossia, io faccio in modo che tutti i popoli del mondo siano in pace, principalmente Israele e il popolo arabo. Io voglio ricostruire il Tempio perché io voglio entrare in quel Tempio e voglio essere adorato come Dio. Allora, sta attento. Questo è un testo che si trova, perché è il terzo Tempio, seconda Tessalonicesi 2, 3 e 4. L'Apostolo Paolo ci fa vedere che cosa succederà in futuro e dice: nessuno vi inganni in nessun modo, poiché quel giorno, ossia il giorno dell'Anticristo, non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o l'oggetto di culto, fino al punto di porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Ok? Avete capito il meccanismo? La prima cosa che Gesù farà quando spezzerà
Questo sigillo è l'anticristo comincerà a manifestarsi, andrà in giro per tutti i popoli del mondo, comincerà a cercare di fare dei colloqui di pace, poi metterà d'accordo arabi e israeliani, ricostruirà il Tempio e finalmente dentro di sé quella voglia di manifestarsi dirà: finalmente adesso tutti gli abitanti della terra mi adorano come un Dio. Okay? Durerà solo 7 anni, ok? Ma durerà 7 anni e questo sarà un periodo terribile per la comunità globale. Okay? Tu provi a immaginare Satana che governa il mondo, Satana che guida i grandi della terra, sarà lui che gestirà tutte le situazioni, okay? Situazione economica, situazione militare, situazione sociale, ogni tipo di relazione che ci sarà sulla terra sarà gestita da Satana, okay? Lui vuole arrivare qui, okay? Questo è il primo sigillo solo, va bene? Tu provi a immaginare poi tutti gli altri, va bene? Quindi, secondo sigillo, che cosa farà la seconda cosa che farà l'anticristo? Dice così: quando l'agnello, Apocalisse 6, versetto 3 e 4, aprì il secondo sigillo, la seconda creatura vivente che diceva vieni, e venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra. Ossia, prima lui fa che cosa? Cerca di far pace con tutti, no? Mette d'accordo tutti i popoli e poi con lui cosa fa? Comincia a mettere un popolo contro l'altro. Non so se avete mai sentito parlare i grandi della terra, ma è già diversi anni che loro stanno dicendo: siamo in troppi sulla terra, le risorse non sono abbastanza per 8 miliardi di persone. Avete mai sentito questa cosa? Che loro, abbiamo bisogno di ridurci a massimo 1 miliardo, no? Ossia, la terra si sta preparando affinché questa... Oggi poi c'è un'altra cosa molto interessante, no? Oggi c'è l'esplosione della mentalità green, no? Noi dobbiamo andare in giro con macchine elettriche, dobbiamo mangiare i grilli, mangiateli te perché a me piace la mozzarella di bufala, e così, gente, ma questa mentalità, dobbiamo salvaguardare il pianeta Terra perché stiamo distruggendo il pianeta Terra, e poi arriveranno là, c'è un'agenda che è l'agenda 2030, non so se avete mai sentito parlare, i grandi della terra si sono riuniti, siamo in troppi, dobbiamo diminuire, ok? Quindi cosa farà l'anticristo? Comincerà a mettere un popolo contro l'altro per realizzare questa visione, no? Di dobbiamo diminuire, dobbiamo eliminare un po' di gente dalla terra. E questo anticristo farà proprio questo, sobillerà, cioè armerà un popolo, poi impoverirà un altro, in modo che questo popolo cominci a prendersela con l'altro. Sta già succedendo. Gente, chi è che 2 o 3 anni fa si immaginava che qua in Europa ci fosse una guerra, la guerra tra Russia e Ucraina, robe da pazzi, ma sta già cominciando, ossia il terreno perché la manifestazione dell'anticristo ci sia è già pronto, il teatro è pronto, basta solo che il Signore faccia puff e comincerà la manifestazione dell'anticristo. Quindi lui che cosa farà? Metterà un popolo contro l'altro, si elimineranno un po' di persone sulla terra, questo cavallo rosso comincerà a galoppare per la terra e gli fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Qual è il fine? Uccidere un po' di persone, diminuire di numero, perché siamo in troppi. Allora, Gesù l'aveva predetto in Matteo capitolo 24, versetto 7 e 8, dice: perché insorgerà, questo gli ultimi tempi, no? Nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie, terremoti, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Ossia, noi stiamo vivendo un'epoca che si chiama doglie di parto. La Bibbia chiama doglie di parto, ossia quando una donna comincia a avere doglie perché è pronta per partorire. Noi stiamo vivendo questo periodo. Non ci sono mai state tante guerre nella storia dell'umanità come oggi. Oggi ci sono in giro per il mondo 60 guerre. 60, non una. Okay? Tra popoli diversi, tra nazioni diverse.
E oggi c'è un fenomeno di aumento di fenomeni atmosferici estremi che non è dovuto all'ecologia. State attenti, perché gli esperti, veramente quelli bravi, che non sono al soldo dei potenti, dicono non è una questione di ecologia, è una questione che la terra è in travaglio, come dice la parola di Dio. A causa di che cosa? Dell'inquinamento? No, del peccato. Il peccato aumenta e la terra cerca di scrollarsi di dosso il peccato. Vi ricordate che cosa è successo a Sodoma e Gomorra, no? Ossia, la terra era là in travaglio e Dio ha dovuto mandare un fuoco che consumasse tutto. Perché? Perché il loro peccato era giunto fino al cielo. E carissimi, oggi più che mai l'umanità non è mai stata così incredula come nel 2024, ok? Non so se vi ricordate, se avete studiato un po' di storia del nostro paese. Noi siamo un paese estremamente cattolico, no? Qua a Roma c'è la sede ufficiale della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, okay? Fino a qualche anno fa eravamo al 90% di cattolici, anche se non praticanti, ma 90% è una percentuale altissima, ok? Oggi, dopo qualche anno, siamo al 70%, 70%. L'altro 20% che è uscito da questa logica cattolica non è diventata evangelica, è diventata incredula. Ed è una cosa terribile, terribile. Significa che noi stiamo andando verso un'epoca in cui il centro dell'universo chi è? Dio o l'uomo? È l'uomo, siamo noi al centro. E purtroppo tante chiese, anche cristiane, stanno assorbendo questa pessima malattia di non fare più culti cristocentrici ma antropocentrici. Vi dico solo questo. Non so se avete notato, chi è in chiesa qua, chi è cristiano da più di 20 anni? Alzi la mano. Ok. Avete notato che i nostri vecchi inni, quelli che si cantavano 20-30 anni fa, parlavano tutti del carattere di Dio? Ossia, parlavano di un Dio di giustizia, un Dio d'amore, un Dio di grazia, un Dio di salvezza. Oggi i cantici cristiani parlano di che cosa? Della paura, del mio bisogno di essere amato, delle problematiche umane. È questo che sta succedendo nelle comunità. Perché? Perché lo spirito dell'anticristo sta già cominciando a lavorare a livello globale, anche nella Chiesa. E noi dobbiamo stare molto attenti a questo spirito, ok? Dobbiamo sempre rimettere Cristo al centro di ogni nostra attività. Ok? Quindi Cristo ha detto: guarda che quel giorno ci saranno carestie, terremoti, eccetera, eccetera. È il principio dei dolori, ossia doglie di parto. Quindi attenti, fratelli, stiamo quasi per partorire l'uomo del peccato che è l'anticristo. Terzo sigillo, eccolo lì, dice: guardai e vidi un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udì che una voce in mezzo alle 4 creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Quindi attenzione, primo sigillo abbiamo detto che cosa? L'anticristo che fa pace, no? Con tutti i popoli del mondo, fa una specie di lega umana globale per essere adorato come Dio e prendere in mano il governo mondiale. Seconda cosa che succede: lui comincerà a mettere un popolo contro l'altro per diminuire la popolazione mondiale. Terza cosa che lui farà una crisi finanziaria globale, ok? È quello che c'è scritto qua. Perché questo testo dice che ha una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'orzo per un denaro? Ovviamente Giovanni parlava con un linguaggio che era consono del primo secolo d.C., ok? Cosa voleva dire questo? Allora, un denaro nell'antichità era la paga di una persona di una giornata di lavoro, ossia un operaio lavorava una giornata intera nella vigna, lavorando come dipendente, no? Prendeva un denaro. Allora, cosa sta dicendo qua? Che con una paga di un giorno
Nell'epoca dell'anticristo tu comprerai semplicemente un po' di farina per farti una pagnotta di pane. Fine. Tu prova a immaginare il valore che tu dovrai guadagnare per tenere in piedi una famiglia in quel tempo. Sì, sarà praticamente impossibile. Sì, i soldi entreranno e usciranno, ma poi ci sarà un'altra condizione che vedremo un pochino più avanti, ossia se tu non farai parte del sistema dell'anticristo, se tu non avrai il marchio della bestia, tu non potrai né comprare né vendere, ok? Quindi sarà una roba terrificante, ossia tu lavorerai per fare che cosa? Per mangiare. Oggi noi lavoriamo, ci compriamo vestiti, abbiamo il riscaldamento, non sarà più possibile in quell'epoca, a meno che tu non faccia parte del sistema dell'anticristo e tu sia marchiato con una bestia, ovviamente la tua anima sarà praticamente venduta a Satana. Okay? Questo è il concetto di quello che succederà. Quindi una crisi finanziaria globale. Okay? Non so se stai notando quello che sta succedendo nel mondo, a me piace informarmi un po', no? Ossia, comincia la guerra in Ucraina e i mercati finanziari dicono sono stati bruciati 2.000 miliardi di dollari. Dico, come? Bruciati dove? Non si sa. Ossia, soldi che sono virtuali, no? I soldi diventeranno sempre più virtuali. Al mio paese hanno cominciato a chiudere i bancomat, cioè hanno cominciato a togliere, non so se succede anche dalle vostre parti, ma dalle mie parti cominciano a togliere, hanno già tolto 2 bancomat. Perché? Perché tutto comincia a diventare virtuale, tu non avrai più i soldi in mano, ok? E quello che succederà, comincia con i bitcoin, adesso ci sono i bitcoin, un giorno la parola di Dio dice in Apocalisse che tu passerai in un supermercato, se avrai il marchio della bestia, tu pagherai, pip, passi, finito. Già negli Stati Uniti sta succedendo questo, ok? Sì, a persone che passano con un codice a barre stampato qua sul polso oppure sulla fronte, passano, pagano, escono e come se niente fosse successo. Ma prova a immaginare se dall'altra parte a un certo punto uno schiaccia il bottone e dice basta, tu non esisti più. Il tuo codice a barre non funziona più. Ti è mai capitato che un bancomat non funzionasse più? Ti è mai capitato che il cellulare non funzionasse più? Loro faranno così, schiacceranno un pulsante. Tu sai che in Cina sta già succedendo questo, c'è la vita a punti. Sapevi questo? Allora ti consiglio di vedere un servizio che è stato fatto su Rai 3 qualche mese fa. Allora fanno vedere che in alcune città pilota della Cina c'è questo sistema di vita a punti, okay? Ossia, tu sei un cittadino modello, hai accesso a tutti i diritti di cittadino di quella città, ma se tu cominci a sbagliare qualcosa, se tu prendi una multa, se tu vai a fare una protesta in un ufficio pubblico e quelli là dicono ok, tu qua basta, loro schiacciano un pulsante. Raccontava questa ragazza, no, che hanno intervistato. Lei è andata a protestare perché gli hanno tolto un appartamento popolare, è andata a protestare in un ufficio, qualche giorno dopo lei cerca di prendere un biglietto del treno per andare a lavorare e non riusciva più a prenderlo. Cos'era successo? Un ufficiale del comune aveva schiacciato un pulsante e aveva detto tu non hai più diritto di viaggiare sui mezzi pubblici. E questa ragazza non poteva più viaggiare sui mezzi pubblici. Gente, ma tu prova a immaginare al tempo dell'anticristo, se l'anticristo decide che tu non sei più una persona, lui schiaccerà un pulsante e tu non avrai più diritto di fare niente, neanche di mangiare, ovviamente neanche di essere curato. Perché? Perché ci sarà un sistema di controllo globale, ok? Ed è quello che sta già cominciando a esserci. Questa crisi finanziaria mondiale è semplicemente per togliere diritti ai cittadini, ok? E sta già cominciando già da qualche tempo. Quarto sigillo dice, poi guardai e vidi un cavallo giallastro. Una cosa che non abbiamo detto del cavallo nero. Nero che cos'è? Non si dice c'è una fame nera, no? C'è una fame nera, in quell'epoca ci sarà una fame nera per chi rifiuterà di essere parte del sistema globale. Guardai e vidi un cavallo giallastro e colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l'Ades, fu dato loro potere sulla quarta parte della terra
ossia ancora una volta per ridurre la popolazione mondiale, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Allora, attenzione, qua non ci viene chiaramente spiegato come la mortalità di che cosa, per cosa, ok? Voi sapete che oggi c'è un investimento tremendo in armi biologiche, voi sapete questa cosa, no? Ossia, basta che in un laboratorio di qualche strano paese là in Medio Oriente prendano un batterio e cominciano a modificarlo geneticamente e poi lo liberano, siamo fritti, ok? È successo una prova con il Covid, ok? Quella era una prova sociale di come avrebbe reagito la popolazione. Qui lo dico e mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico, ok? Perché non è possibile che succeda quello che è successo, che il mondo venga chiuso e gli uomini non possono più fare nulla e ti mettono una mascherina e ti privino della libertà. Se tu non ti fai il vaccino, tu non vai a lavorare. Questo è successo qua in Italia, paese di primo mondo. Non so se vi rendete conto. Era una prova sociale questa, per vedere come il popolo reagiva a quello che un giorno sarà normalità. In quell'epoca l'anticristo dirà: tu non esisti più, tu non esci più di casa e tu non potrai uscire di casa perché ci sarà uno stato di polizia. È questo che succederà nel tempo dell'anticristo, ok? Quindi prepariamoci e prepariamo i nostri figli, i nostri nipoti che ancora non credono, perché chi rimarrà qua sulla terra vedrà un regime globale, ok? Altro che Hitler. Hitler sarà uno stinco di santo a confronto, ok? Quindi interessante qua quando dice che ci saranno mortalità con le belve della terra, ossia la natura si rivolterà contro l'umanità. Noi non possiamo neanche immaginare che cosa succederà, ok? Ossia, può darsi che gli animali si rivolteranno in un modo contro gli esseri umani che uccideranno tutti quelli che incontreranno per strada, ossia non fidarti più del tuo gatto, ok? Sto scherzando, era un po' per sdrammatizzare, ma dobbiamo pensare, ok? Magari lui sta già meditando qualcosa. Fratelli, io mi metto a ridere, ogni tanto sdrammatizzo, ma quando leggo questi testi dico: Signore, che inferno che sarà qua sulla terra, che inferno, ossia spada, mortalità e la natura che si rivolta contro gli esseri umani, contro quello che noi fino ad oggi abbiamo vissuto in modo molto sereno, no? Ossia, meglio non andare in un bosco quando ci sarà il periodo dell'anticristo, ok? Chissà cosa potrà succedere lì. E veramente sarà terribile, ok? Quindi qua siamo arrivati al quarto sigillo. Quindi abbiamo visto, no? Il primo sigillo, cavallo, vediamo se vi ricordate, bianco, pace in tutto il mondo. Secondo cavallo rosso, ossia questa pace che è stata conquistata verrà tolta in modo subdolo, in modo che gli esseri umani cominciano a uccidersi gli uni con gli altri. Terzo sigillo, abbiamo visto il cavallo nero, crisi finanziaria globale, ok? Si lavorerà per mangiare un po' di pane. Quarto cavallo, proprio questo sconvolgimento totale, morte, natura contro l'essere umano e gli uomini che si uccidono l'uno con l'altro. Forse anche delle pandemie molto più serie di quello che abbiamo vissuto nel 2020. Quinto sigillo. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Allora questo è un testo molto confortante. Perché? Perché noi vediamo che il quinto sigillo, il Signore ci mostra che durante il periodo di regno dell'Anticristo, in questi 7 anni, ci saranno un sacco di conversioni. Okay? Persone che si rifiuteranno di prendere questo marchio su di sé e porteranno fino all'estrema conseguenza di pagare con la vita
di non far parte di quel sistema. Quindi quelle anime di quelle persone, che cosa Dio dice? Giovanni, è vero, tu hai visto il cavallo bianco, hai visto il cavallo rosso, il cavallo nero, il cavallo giallastro, che è il colore della morte, ma non preoccuparti perché ci saranno un sacco di conversioni. Queste persone crederanno ancora una volta che la parola di Dio dice cose vere. Quindi molto interessante che quel periodo sarà proprio un periodo in cui il Signore, nonostante tutto, benedirà grandemente con la sua grazia tante migliaia, forse milioni di persone. Okay? Avremo dei fratelli che verranno proprio dalla grande tribolazione. Okay? Qualche domanda fino a qua? Tutto a posto? Ok? Patrizia, niente? No, tranquilla? Ok. Sesto sigillo. Poi vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? Allora, chi farà questo terribile giudizio sulla terra? Chi? Pronto, abbiamo appena letto. Chi farà questo giudizio sulla terra? Dio, il Signore, e sarà proprio Lui, no? Non so se avete notato la tremenda testimonianza che dà questo testo, ossia tutti i monti verranno rimossi, cioè non ci sarà più il montello lì, ok? Sarà spianato a zero. Le Alpi scompariranno, non ci saranno più le isole, la nostra bella Sardegna dove fanno il pecorino buono, per carità. E dice la parola di Dio qua che ci sarà uno sciame di stelle che cadrà. Noi oggi, no, andiamo in spiaggia a vedere il giorno di San Lorenzo, no, si chiama, no, quando arrivano le stelle comete, no? In quel tempo proprio ci sarà una caduta di comete sulla terra terribile. Ogni stella, dice la parola di Dio, cadrà. Uno sciame stellare che verrà qua sulla terra, capiteranno dei meteoriti in testa alle persone, ok? È quello che succederà in quel periodo. Se prima, nei primi 4 sigilli, abbiamo visto degli sconvolgimenti sociali, ok? Che erano sconvolgimenti sociali, qui vediamo uno sconvolgimento ecologico, che è una cosa completamente diversa, ma che sarà proprio il sesto sigillo che il Signore Gesù aprirà. Ok? 19:52. Bene, allora facciamo così, un piccolo panorama qua. Eccolo qua. Allora, state attenti. Adesso ho scoperto che ho anche il laser, hai capito? Adesso... Ok. Carissimi, abbiamo visto questi 6 sigilli, ok? Qua comincia, come abbiamo detto, la storia con la 70ª settimana di Daniele, col rapimento della... Un po' di partecipazione, per favore. Grazie. Col rapimento della Chiesa. Il Signore comincia ad aprire i sigilli, eccoli qua, ok? Questi sono i 7 sigilli che il Signore Gesù aprirà, ok? Poi seguiranno le 7 trombe, poi seguiranno le 7 coppe, ok? Che saranno, come abbiamo detto, i sigilli sono protezioni. Le trombe saranno dei giudizi che il Signore farà, ancora più forti. Infine, le coppe, che viene tradotto anche con la parola calici, ok? Sapete che Gesù ha detto nel giardino del Getsemani: Padre, se può passi da me questo calice, perché quello era il suo destino, ok? Il suo destino era andare in croce. Quindi questi 7 calici sono praticamente... sono andato troppo avanti. Qua vi sto portando troppo, ok?
saranno praticamente le 7 finali giudizi che il Signore farà sull'umanità, e qui ovviamente poi finirà la storia del regno dell'Anticristo e comincerà il regno millenniale, ma quello ne parleremo un pochino più avanti, ok? Allora, in questo periodo, sia tra il 6° e il 7° sigillo, cosa che ancora non abbiamo visto, ok? Ci sono, il capitolo 7 parla di 2 figure molto interessanti, i 144.000, ok? E i martiri della grande tribolazione. Sono un periodo tra il 6° e il 7° sigillo, che sono 2 figure molto interessanti che dobbiamo studiare, ma le studieremo la prossima volta perché il discorso va troppo alla lunga, ok? E la cosa interessante che succede qua è che, perché trovo il posto giusto, ok, è che in questo periodo, no? Come in questo, ossia in questi 7 anni e in questi svolgimento di capitoli che va dal capitolo 4 al capitolo 20, noi abbiamo 4 interruzioni che sono delle pause esplicative, ossia il racconto biblico si ferma in modo cronologico e fa un focus su un argomento particolare, ok? Nel primo caso, cosa che come ho detto studieremo la prossima volta, vedremo chi sono i 144.000 e chi sono i martiri della grande tribolazione e perché questi martiri sono premiati in un modo speciale, ok? Però ci fermiamo qua questa volta, ok? Abbiamo detto veramente tanto e dobbiamo cominciare a pregare per chi rimarrà qua sulla terra. Allora, come abbiamo detto, ci saranno tante conversioni, ma la gente che sarà qua soffrirà, ok? Pensa a un tuo parente, pensa a un caro che tu hai che ancora non ha ricevuto Cristo come personale Salvatore e Signore. Sia, noi stiamo pregando per loro, ma fra poco la Chiesa sarà rapita. Gente, i segni sono chiarissimi, chiarissimi, che la strada del ritorno di Gesù è qui, è già praticamente alle porte, no? E noi dobbiamo preoccuparci di pregare perché tutti i nostri cari siano salvati insieme a noi, non solo i nostri cari, ma chiaramente colleghi di lavoro, amici, vicini di casa, dobbiamo pregare per loro, ok? Perché sarà un periodo terribile, sarà un periodo in cui l'essere umano sarà una bestia. Voi sapete che c'è una differenza enorme tra il sigillo che il Signore ci fa nel cuore attraverso lo Spirito Santo. Lui dice che nel momento in cui noi crediamo, Lui viene e ci sigilla con lo Spirito Santo. Satana non sigilla le persone, Satana le marchierà. Il marchio è proprio di una bestia. Gli uomini saranno come bestie, ok? Saranno marchiati, tu sei di mia proprietà e fai quello che ti dico io. Questo è quello che succederà, quindi dobbiamo pregare. Però voglio lasciare spazio a qualche domanda se c'è. Tutto tranquillo? Ok, grazie. Se bem que ha risposto já la mia domanda, però il cervello è un po' strano. Se passerà in quel tempo tutto questo che il pastore ha detto, appena anche parlato con la Viviane qua, mi ha detto sarà tipo una mostra, come si dice, campioni, sarà. O che sta succedendo oggi è tipo un campione do che succederà più avanti. Ma in quel periodo lì, il primo sigillo, il secondo, il terzo e il quarto, sarebbe quei 7 anni lì, tipo, ok, è una piccola mostra, ma perché Dio sta già, diciamo, lasciando accadere questo tipo di situazione o a mostra? Perché il Signore ha detto che stanno già preparando il terreno, perché se tu vedi c'è la natura che si rivolta contro l'umanità, c'è gli uragani, i terremoti, i tsunami e tante altre cose. Sì. La domanda è, ma come mai Dio si sarebbe quelli 7 anni in poi, perché sta... Ma alla fine il Signore ha risposto che... Sì, sì. E la questione è proprio delle, come si dicono, insomma, si chiamano biblicamente le doglie di parto, ossia Dio sta mandando dei segnali,
molto chiari, no? È una fase di avvertimento quella che noi stiamo vivendo oggi. Sia l'essere umano sempre di più esclude Dio dalla propria vita e Satana avanza sempre di più nella società moderna. È come se noi vedessimo noi nel mondo spirituale, penso che impazziremmo, no? Non avremmo modo di sopportare la vista spirituale di quello che già sta succedendo. Ossia, Dio sta lasciando proprio le briglie a Satana, in modo che Satana cominci sempre di più a entrare nella società. Perché? Interessante che periodi bui della storia dell'umanità sono delle opportunità enormi di conversione. Ossia, noi non possiamo dimenticare che nei periodi difficili le persone cercano qualcosa, cercano Cristo. Ed è per quello che il Signore sta permettendo questa situazione nella società di oggi. Perché? Perché le persone cominciano a pensare cosa significa vivere senza Dio. Questo io penso che stia succedendo, ok? Ed è proprio questo che veramente noi troviamo anche nella parola di Dio. Ossia, nell'uomo, l'uomo cerca Dio quando? Quando va tutto bene? No? Quando va tutto male. Specialmente quando va tutto male, no? E Dio sta permettendo questa situazione perché noi anche come Chiesa possiamo approfittare dell'opportunità di predicare ancora più in modo più serrato il Vangelo. Noi dobbiamo assolutamente uscire fuori e dire che c'è un Dio che salva, perché il Signore sta tornando. Questo dobbiamo fare. Questo è perché Dio permette questa cosa. Ok? Qualche altra domanda? Tutto tranquillo? Volete nessuno spoiler per i prossimi studi? Ok, mi tengo tutto per me, va bene. Va bene, preghiamo allora per chiudere. Grazie anche per chi ci ha seguiti da casa, che Dio vi benedica e che il Signore possa aiutarci anche nei prossimi studi ad approfondire questo tema importante. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico, Signore, per la pazienza che tu hai con noi. Aiutaci, Signore, a testimoniare di te, che sei il nostro Dio, il nostro Padre, a persone, Signore, che ancora non ti conoscono. I tempi stanno stringendo. I tempi, Signore, ci dicono i segni, ci dicono che tu sei alle porte. E un giorno noi saremo là con te, Signore, ma vogliamo che anche i nostri cari, che ancora non sono consacrati, non sono ancora arresi a te, siano con noi. Ti chiediamo per i nostri vicini di casa, Signore, per i nostri colleghi di lavoro. Aiutaci, Signore, a vederli con compassione, con i tuoi occhi, e muovi il nostro cuore, Signore, a una misericordia veramente grande. Il cristianesimo non è solo per noi, è per tutti, Signore, perché tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati. Perciò, Signore, ti chiedo di risvegliare la vita, il cuore, la mente di ciascuno di noi affinché il tuo Vangelo sia predicato attraverso tutto quello che diremo e quello che faremo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, Dio vi benedica. Buona notte a tutti.